Abbiamo avuto anche un esordiente oggi, Leonardo Locrati. Quanto emozionato eri? Inizialmente no, poi quando ho visto tutta la gente, diciamo, mi sono iniziate a tremare le gambe, però poi quando sono entrato mi sono un po' tranquillizzato, dai. Ti fanno anche gli scherzi i compagni più grandi. Vabbè, lascia stare, mi hanno obbligato a portare anche le pizze. Sono i veterani, ci sono passati prima di me, adesso ci devo passare io. Beh, però adesso le pizze le hai portate, l'esordio l'hai fatto, quindi adesso ti devi far rispettare in spogliatoio. Sì, beh, spero di riuscirci e penso che comunque mi faranno gli scherzi come ogni volta, dai. Però siete tanti giovani, insomma, che gruppo c'è? E tutti i giorni siamo tutti under 21, quindi giochiamo assieme, quindi ci conosciamo, adesso stiamo creando un rapporto anche con quelli più grandi e sicuramente sono un grande aiuto per noi giovani. Senti, raccontaci un po' di te, tu sei giovanissimo, hai 17 anni, da quanto giochi a calcio 5? Io sono arrivato l'anno scorso, è stato il mio primo anno di calcio a 5 e l'anno scorso mi sono subito ambientato bene, ho fatto anche l'esordio in Serie D e quest'anno ho avuto anche, diciamo, il piacere di fare questo esordio in C2 che non me l'aspettavo sinceramente così presto. Prima giocavi a 11 immagino, cosa ti ha spinto a cambiare? Allora ho giocato 9 anni ad 11 ma poi per problemi con la società e tutto ho deciso di cambiare, non avevo più voglia di giocare a calcio a 11 e allora ho deciso di venire qui a calcio a 5. Un appello ai compagni più grandi perché non ti facciano più gli scherzi? Vabbè ragazzi, vi voglio bene, porterò altre pizze se non mi fate più scherzi.